Erano arrivati qui nell'ottobre del 2015 tra polemiche e contestazioni. Dopo 4 anni all'interno dell'Hotel Paradiso i profughi lasciano la struttura alberghiera di Noventa Padovana e anche in questo caso le polemiche non sono mancate. Eccoli mentre salgono nel pullman messo a disposizione dalla prefettura per portarli nelle loro nuove destinazioni a Torreglia ed Este. Erano 64 anni fa. Durante l'emergenza sbarchi le stanze dell'Hotel Paradiso hanno ospitato fino a 90 richiedenti asilo. Nell'ultimo periodo i numeri erano scesi a 36. Poco prima del trasferimento però il consigliere comunale della Lega e vicepresidente della provincia Marcello Bano ha denunciato la fuga di 5 profughi. Abbiamo ripresi stamattina che erano andati in via Tazzoli in una palazzina dove ci sono già dei nigeriani, quindi di fatto una parte sono già usciti per andare in questa palazzina, quindi non si sta risolvendo assolutamente la situazione. Secondo il sindaco Alessandro Luigi Bisato questa è una fake news. Come previsto dal programma stilato dalla prefettura, oggi dovevano spostarsi 31 persone e 5 domani. Di queste 31, 29 sono salite sui pulmini, sono arrivate quindi a destinazione. Un ragazzo era sotto cura farmacologica, nulla di grave, ma insomma si sposterà nei prossimi giorni in accordo con la cooperativa. Il 31esimo ha deciso, per sua scelta, di uscire dal sistema di protezione. Bano mostra anche il video in cui si vede uno dei richiedenti asilo trasportare una grossa valigia all'interno di un condominio poco lontano dall'Hotel Paradiso. Non vogliono essere trasferiti a Torreglia e quindi sono andati in questa palazzina. Il primo cittadino Bisato, che come il consigliere Bano riveste un ruolo nella squadra di governo della provincia di Padova, non accetta le accuse. Risulta che 2 persone abbiano consegnato propri indumenti a persone che nel frattempo hanno conosciuto. C'è stata una verifica, non c'è materiale che non sia lecito in quei borsoni. Questa caccia mediatica che si è costruita per tutta la giornata, tra l'altro da un rappresentante delle istituzioni che oltre ad essere un consigliere comunale di minoranza a Noventa Padovana è il vicepresidente della provincia, va chiarita. Non se ne può più di essere alla mattina di lotta e al pomeriggio parte delle istituzioni. Ho chiesto un chiarimento in tal senso.